Pordenone Pensa, la rassegna di idee organizzata dal Circolo Culturale Eureka e Provincia di Pordenone, ha ospitato il giornalista Giampiero Beltotto, oggi responsabile marketing della Fenice di Venezia. A Pordenone l'ex portavoce del governatore Zaia ha illustrato Silenzio Amico, libro che racconta la clausura delle monache ai tempi di Internet. È un libro che spiega, credo bene, credo in modo molto semplice, un modo di vivere ed approcciarsi alla vita, e quindi vale la pena di leggerlo. Dato alle stampe nel 2012, il volume è un'evoluzione ideale di quello scritto nel 1979. Ho intervistato il Silenzio, che, come ha sottolineato Beltotto, nasceva negli anni di piombo, con la cultura in mani giacobine. Il libro ai tempi ebbe grande successo. Il giornalista lo definisce maleducato perché maleducate erano le domande da lui poste. La maternità, il sesso, l'amore sono alcuni degli argomenti che le suore affrontarono allora. Oggi le monache benedettine trattano gli stessi argomenti attraverso un blog, sul quale si confrontano con gli utenti, come conferma Beltotto. Hanno avuto la possibilità e hanno dato la libertà a tutti di ragionare con loro con grande libertà, con grande serenità sui temi che stavano a cuore e che stanno a cuore a tutti. Programma integrale su www.pordenonepensa.it.